Per l'agriturismo la normativa viene migliorata, per l'ititurismo e la pescaturismo viene introdotta una normativa che oggi è inesistente, quindi è una legge che rivoluziona l'intero arco agrituristico e di tutte le attività primarie legate al turismo, sia le attività che si svolgono in località marittime che quelle che si svolgono prettamente in campo agricolo. E abbiamo comunque voluto mantenere fede al rispetto dell'attività agricola rispetto all'attività turistica, senza andare a danneggiare un settore importante come quello turistico, ma consentendo alle imprese agricole di implementare l'attività del settore primario con l'attività di accoglienza e di ospitalità dei turisti e dei clienti nelle strutture agrituristiche, mentre per quanto concerne l'ititurismo e la pescaturismo abbiamo deciso di normare un settore che potrà dare un valore aggiunto importante alle attività turistiche presenti nelle località marittime e che comunque creerà un buon indotto, e lo faremo rispettando la legge nel pieno della legittimità. È stato un iter, quello della Commissione, piuttosto travagliato. L'abbiamo sospesa perché l'approvazione della legge in Commissione, perché pensavamo ci potessero essere degli stravolgimenti sostanziali. Poi di fatto abbiamo ripreso il cammino e oggi l'abbiamo licenziata in Commissione. È un buon risultato, io sono personalmente soddisfatto. La legge non è perfetta, sarà sicuramente perfettibile di miglioramenti, lo faremo attraverso la presentazione di emendamenti, anche ascoltando le associazioni di categoria qualora non dovessero essere completamente soddisfatto per il lavoro svolto e per quello che abbiamo modificato rispetto all'impianto originale della legge, che di per sé comunque era già buono.